Danneggiati gli alberi di ulivo del sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, un raid che è avvenuto tra le 16:30 di martedì scorso e la mattina del mercoledì. Fatta la scoperta, lo stesso primo cittadino di Aragona, che nella vita fa l'imprenditore oleario, a recarsi alla stazione Carabinieri del suo paese denunciando quanto gli era capitato. Qualcuno, dopo essersi introdotto sul suo appezzamento di terreno in contrada Mandrazzi, territorio attiguo a Comitini, ha danneggiato 8 alberi di ulivo di proprietà del sindaco, nonché recentemente candidato all'Assemblea regionale siciliana per la lista Italia Viva Azione di Calenda. In contrada Mandrazzi si sono inevitabilmente precipitati i carabinieri di Aragona e di Comitini, coordinati dal comando della compagnia di Canicattì. Avviate immediatamente le indagini. È stata allertata la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta. L'area dove è stato messo a segno il danneggiamento purtroppo non è risultata essere coperta da impianti di videosorveglianza e questo inevitabilmente ha complicato anche l'attività investigativa, ma i carabinieri di Aragona e Comitini naturalmente non demordono, non sembrano infatti intenzionati a farlo. Davide Faraone, senatore di Italia Viva, esprime la mia solidarietà al sindaco di Aragona Pendolino, destinatario di un vile e orgoglioso atto intimidatorio. Pendolino è un imprenditore agricolo e un ottimo amministratore che ha messo a servizio della collettività la sua esperienza personale e lavorativa e spero, continua Davide Faraone, si faccia presto luce sull'accaduto e si individuino i responsabili ed esprimo la mia vicinanza a quella della comunità di Italia Viva, al sindaco Pendolino e ai cittadini di Aragona. Solidarietà è venuta anche da Antonio Palumbo, sindaco di Favara, che afferma come la mia vicinanza personale da amministratore e sindaco di Aragona Peppe Pendolino per l'inquietante gesto subito nella sua azienda, come sempre la speranza che gli inquirenti riescano a fare piena chiarezza su quanto avvenuto e risalire agli autori di questo gesto. Carmelo Pace, neodeputato regionale della nuova DC, esprime piena solidarietà al sindaco di Aragona Pendolino, la più ferma condanna al cospetto del vile gesto intimidatorio cui è stato destinatario. Il neoparlamentare regionale Carmelo Pace auspica che il lavoro congiunto delle forze dell'ordine e della magistratura possa, accertando la responsabilità degli autori, riaffermare il primato della legalità nell'interesse dell'intera comunità cittadina e del nostro territorio.